il Ramadan più lungo degli ultimi 33 anni, con l'obbligo di digiuno ed astinenza dalle 3:20 del mattino alle 8:53 della sera. Anche i 10.000 musulmani praticanti residenti in provincia di Venezia si preparano ad affrontare ciò che per effetto del calendario lunare non accadeva dal 1979. لونجو يعني هيكون difficile رمضان quest'anno. Non sarà facile, dice l'imam della moschea di Marghera, Ahmad Mohamed, un siriano 39enne in Italia da 10 anni, in Veneto da 4. 18 ore al giorno senza cibo, in un momento in cui le temperature sono ancora elevatissime. Ma è il mese del sacrificio e della penitenza per Allah, spiega la guida spirituale, che rivela anche il suo desiderio. Mi piacerebbe incontrare il patriarca di Venezia e mi piacerebbe ancora di più averlo ospite qui nella nostra moschea. Alla luce di retroscena emersi nelle ultime ore dall'inchiesta relativa all'ex imam di San Donà, il discorso cade inevitabilmente sugli attentati dell'11 settembre. Gli Stati Uniti non potevano non sapere, dice Ahmad Mohamed, che considera Bin Laden sia un carnefice di innocenti, sia una vittima degli americani. Ma il suo pensiero corre ora alla guerra civile in Siria, il paese che gli ha dato i natali. Il petrolio conta più del sangue, dice l'imam, e le sue parole sono più amare del fiele, considerando anche quanto accaduto nella terra di Gheddafi. ماذا فعل العالم في ليبيا؟ أوروبا تشي بترول، أوروبا الناتو تدخل.